incontro del nostro corso di strumenti e fonti online per la didattica della storia, e questa sera ci occupiamo delle fonti online per la storia della deportazione. E come avete visto da programma non c'è un redattore ufficiale, ci siamo un po' suddivisi i compiti fra i colleghi degli diversi istituti e vi racconteremo un po' di cose. Parto io perché in realtà parto da una premessa. Anziché fonti, vi vorrei presentare un paio di strumenti online che ho trovato particolarmente efficaci e che magari qualcuno di voi già conosce, e che però vorrei illustrare anche chi magari non li conoscesse ancora. Si tratta del corso che ha organizzato l'ANED nazionale lo scorso anno e che è ancora fruibile online e che ho trovato particolarmente efficace e utilizzabile in classe anche con i ragazzi. E poi di una piattaforma che è stata caricata sul sito dell'Università Ca' Foscari di Venezia, si chiama I Conti con la Storia, ed è anche questa una bella risorsa che si può utilizzare in classe. Io passerei, se ci riesco, a condividere lo schermo, perché mi ero preparata un po' di cosucce. Allora, dicevamo intanto del corso ANED, e dunque dovrei riuscire a pescarlo qui dietro, eccolo qua. Si trova su questa piattaforma che si chiama EduOpen e è assolutamente gratuito, ma bisogna registrarsi in piattaforma, quindi effettuare un login. Il corso si chiama Storia e Memoria delle Deportazioni. Adesso dovrebbe più o meno apparirmi. Non ho fatto il login e purtroppo è dietro le finestre. Eccolo qui. Adesso dovrei riuscire a entrare. E farvi vedere di cosa si tratta. Colleghi, mi confermano che si vede? Sì. Ok, allora all'inizio ovviamente c'è l'indice del corso, è articolato in 6 diversi moduli che si occupano di questi argomenti. Li potete vedere: fascismo e nazismo, nascita e consolidamento. Il secondo modulo è relativo alla contestualizzazione delle deportazioni, il terzo sul sistema concentrazionario nazifascista, il quarto sui deportati, il quinto sul rientro dai lager, il sesto sulla memoria e i problemi dell'oggi. Un settimo modulo finale è di valutazione e di feedback di tutto il corso. I diversi moduli sono molto interattivi e quindi utilizzabili anche con i ragazzi. L'ANED si è servita infatti di un'associazione, di un gruppo di giovani storici, si chiamano Laboratorio Lapsus, che sono esperti sia di storia che di comunicazione storica e di didattica della storia, quindi hanno curato anche l'aspetto divulgativo, diciamo, di queste informazioni. Se andiamo a vedere per esempio il primo modulo, vediamo che ci sono, dove c'è la freccetta, sono dei video di presentazione di argomenti: l'ascesa del fascismo, l'ascesa del nazismo. Dove si trova questa icona c'è qualche documento che si può andare a consultare, e ogni modulo è fornito di una breve bibliografia. Ora andiamo a vedere per esempio il sistema concentrazionario, giusto per avere un'idea di come funziona. Potremmo vedere, vediamo proprio questo. Allora, lanciando il video, spero che si veda e che si riesca a sentire. Si sente? Sì, sì. Sì. Si sente.
Non si sente? Non si sente. Ah, ecco, non sono solo ok. io. Speravo che si sentisse. Va bene. Vi siete resi conto che chi parla in questi video è una persona giovane, quindi comunica comunque il messaggio che la storia è anche una cosa da giovani e non solo da insegnanti o da persone di una certa età. Sono tutti video molto contenuti, al massimo 4-5 minuti, ma spesso anche meno, e spiegano appunto in termini molto comprensibili i diversi argomenti. Ci sono poi schede di approfondimento che si possono scaricare, questa per esempio riguarda le SS. Ci sono delle infografiche davvero molto ben fatte, per esempio la mappa dei lager, che era stata caricata sul sito di Venezia, giusto Stefania? Vediamo se riesco a farvela vedere. Esatto. Molto efficace nel rendere la dislocazione perlomeno dei principali campi di concentramento, ma per esempio trovo molto efficace anche l'infografica relativa alle deportazioni che c'è nel modulo successivo. No, qui mi sono sbagliata, scusate, ho cliccato sul video invece che sulla... dunque dov'è? Scusatemi un secondo, l'ho persa. Eccola qua, infografica, i numeri della deportazione. Vedete come ci sono, per esempio, la spiegazione dei vari simboli indossati sulle casacche dai deportati, il numero complessivo di deportazioni dall'Italia, deportati politici, deportati ebrei, l'insieme degli IMI, insomma una serie di anche strumenti utili per memorizzare abbastanza efficacemente l'argomento. E poi si occupa di tutti i tipi di deportazioni, come vedete riguarda gli ebrei, ma anche la deportazione di Rom e Sinti, l'Azione T4 Se no me faccio da parte. Per favore disattivate il microfono. E la deportazione politica. In più, nei vari moduli c'è modo anche di ascoltare la testimonianza di qualche sopravvissuto alla deportazione. Si tratta cioè la testimonianza di un deportato militare, un IMI, e testimonianze di deportati politici, che tratteremo solo poco oggi nel corso dell'incontro, ma che numericamente erano la parte più significativa della deportazione dall'Italia. L'intero corso si può svolgere in 11 ore, al termine si può scaricare l'attestato, si può usare anche solo a pezzi nell'ambito della programmazione didattica. Per esempio sto facendo un PCTO con alcuni studenti di Villafranca e ho assegnato loro come compito a casa di vedere i primi 4 moduli e quindi di avere una contestualizzazione del lavoro che andremo a fare insieme attraverso questa modalità. La seconda risorsa che vi volevo far vedere invece era i conti con la storia. Adesso vediamo se riesco a condividere anche quella, l'avevo già aperta. Eccola qui. Allora, questo è un lavoro che ha fatto questo storico, ricercatore, giornalista che è Leonardo Campus ed è stata caricata sul sito della Università Ca' Foscari di Venezia, al Venice Center for Digital and Public Humanities, appunto del Dipartimento. È un lavoro molto interessante perché riguarda le leggi razziali tra televisione e storiografia, come dice il sottotitolo. Ovvero, non parla di deportazioni, parla della premessa, le leggi razziali e la persecuzione razziale in Italia sotto il fascismo, ma è andato a vedere tutte le registrazioni, le teche RAI, ha potuto utilizzare le teche RAI per andare a pescare
documenti che possono essere interessanti per rendere efficacemente il racconto. E sono stati suddivisi, come vedete, per annate, per decenni. Quindi gli anni 40, gli anni 50, anni 60, 70, fino addirittura ai primi anni adesso del 2000. Ogni sezione tematica, vediamo esatto, per esempio negli anni 40 prevede 3 sottocategorie. Quello che è apparso in televisione, la storiografia e la memorialistica uscita in quegli anni e il contesto culturale e politico. Quindi si può vedere già subito nel 47 l'uscita di Se questo è un uomo, anzi il rifiuto da parte dei Einaudi di pubblicarlo, e la storia tragica e grottesca del razzismo fascista e la contestualizzazione politica. Non c'era ancora la RAI, non c'era la televisione, che arriva negli anni 50, e infatti a partire da questa sezione troviamo anche una serie di piccoli videodocumenti, diciamo, che si possono consultare abbastanza rapidamente, che sono anche stati trascritti, quindi il contenuto delle varie interviste e dei contributi video che si vedono sono anche fruibili in lettura e tradotti persino in inglese. Ora, il lavoro è stato davvero molto approfondito e permette di utilizzare una fonte a cui difficilmente noi come insegnanti potremmo attingere, perché le teche RAI, sapete, sono di difficile consultazione, e ci permette di confrontare la narrazione storica della persecuzione razziale e anche in parte delle deportazioni nel corso degli anni, quindi verificare come il racconto storico sia mutato nel corso del tempo. Ecco, la mia presentazione preliminare finisce qui. Adesso avevamo pensato di approfondire in particolare le risorse che riguardano la deportazione ebraica e quella degli inni. Riguardo alla deportazione politica non esistono purtroppo ancora delle banche dati cumulative. Ci sono però dei testi sicuramente importanti di riferimento, in primis il libro dei deportati curato da Mantelli e Tranfaglia ancora qualche anno fa e che riguarda proprio la deportazione politica, nomina tutti i deportati fino ad allora reperiti con relativi convogli e tutte le informazioni che è possibile reperire. E ci sono le sedi ANED dove ci sono delle singole province che possono sicuramente dare una mano per ricerche riguardanti la deportazione politica. Molto meno trattata ancora quella dei Rom e dei Sinti, per i quali eventualmente rimanderei ai lavori di Luca Bravi, che sta curando anche un portale su cui riporta brevi testimonianze da parte di appartenenti appunto a quelle etnie riguardo alla deportazione, ma ancora in fieri e non è ancora sufficientemente organizzato da poterci costruire dei laboratori. Esistono però delle risorse online molto ben fatte a livello europeo, per cui se potete usufruire di colleghi magari che insegnano lingue straniere e vedere insieme i siti dell'Unione Europea dedicati a questo argomento, ci sono molti materiali e anche delle proposte didattiche che si potrebbero utilizzare in classe. Io a questo punto lascerei la parola ad Antonio Spinelli, che è il collega di Vicenza, che invece ci spiegherà un pochino cosa possiamo fare se vogliamo approfondire, fare delle ricerche che riguardano la deportazione ebraica in senso generale, poi vi spiegherà lui nel dettaglio di cosa stiamo per parlare. Antonio, a te. Sì, grazie. C'è una domanda di Lia Valente, no, Nadia, che chiede se quello di EduOpen si può fare sempre. Sì, sempre si può fare in qualsiasi momento. Possono farlo anche gli studenti, anche se sono minorenni, non è necessario essere maggiorenni per accedere al portale. Non ha una scadenza.
Per cui, abbiamo avuto proprio il mese scorso una tavola rotonda a un annetto di distanza dalla partenza del corso che era stato offerto durante il lockdown l'anno scorso, e alcuni colleghi hanno detto che lo hanno usato con profitto anche nella scuola secondaria di primo grado, quindi ha un linguaggio accessibile anche ai ragazzi più giovani. Grazie Antonio, non avevo visto la domanda. Sì, poi mi pare Arianna invece dice, Enrico, se vuoi leggerlo tu, perché io nel frattempo metto su... Sì, se si può scaricare materiale da questo sito. No. Scusa un attimo, c'è un'altra... questo corso si può fare in qualunque momento, anche durante l'estate? Questa era quella... Sì. Scaricare no, purtroppo no, però è fruibile online in qualsiasi momento. No, o meglio, i documenti scritti sì sono scaricabili, non i video, cioè solo il video di presentazione del corso si trova anche su YouTube, ma i video tematici no, e anche le infografiche non sono scaricabili, ma appunto utilizzabili online. Nessun'altra domanda per il momento, per cui andrei avanti, Antonio. Poi casomai se ci sono altre questioni le vediamo dopo. Sì, in chat vedete i file in PDF che ieri Giampier vi ha mandato in Word, più che altro perché ho aggiunto alcune cosucce e forse sono più facilmente cliccabili anche da parte vostra, quindi se li scaricate sul computer possiamo seguire insieme anche queste cose qui. Allora, per quanto riguarda la deportazione degli ebrei dall'Italia, ovviamente è un discorso molto ampio e ci sono tantissimi riferimenti. In Italia negli ultimi 20 anni sono stati creati siti di qualsiasi tipo, oggi ne vedremo soltanto alcuni, non solo italiani, che fanno riferimento soprattutto all'uso di banche dati, quindi capire come attraverso quelle informazioni possiamo costruire una narrazione o comunque una possibilità didattica. Quindi detto questo sappiate già che è una cosa molto limitata, nel senso che ad esempio sono nati siti dedicati ai campi di concentramento in Italia, penso a Ferramonti di Tarsia, penso a Casoli, sul campo di campagna, che è uno dei campi più grandi, sempre dopo quello di Ferramonti di Tarsia, c'è un sito, ma è più che altro dedicato al vescovo Palatucci, adesso sarebbe troppo lungo. C'è ovviamente la Fondazione Fossoli, cioè nel senso ci sono ovviamente una serie di riferimenti, di ricerche che si possono fare, potete immaginare si può spaziare davvero all'infinito. Ovviamente ci sarebbero molte cose da dire da un punto di vista così, culturale e di impostazione rispetto a questi siti. Una velocissima è quella che riguarda l'uso delle biografie, no? Allora, le biografie ovviamente avere un approccio con questi siti non ci deve illudere di possedere la totalità delle informazioni sulla vita di una persona, questo lo sappiamo, Bidussa ci ha già fatto tutta l'introduzione, quindi è inutile, o di possedere una verità storica su queste persone. Tra l'altro, alcuni di questi siti che vedrete fanno riferimento ad ebrei stranieri e qui c'è una differenza netta, perché rispetto agli ebrei italiani che poi, se non sono stati deportati o se sono tornati, purtroppo pochissimi, dai campi di sterminio, hanno prodotto una memorialistica o ci sono delle testimonianze e così via. Sugli ebrei stranieri ovviamente la questione si fa più difficile, bisogna fare riferimento a delle ricerche incrociate con altri siti, con altre banche dati e poi spesso con pubblicazioni che si trovano negli Stati Uniti, che sono uscite o in Israele o nei paesi di origine. Quindi il secondo problema, oltre che della completezza delle biografie, è quello della rappresentatività, no? Questo è un po' un problema che è stato rinfacciato alla microstoria, e quindi è ovvio che quando siamo di fronte a dei dati personali abbiamo bisogno di incrociarli con il contesto, con quello che succede in Italia, in Europa.
E quindi questa è ovviamente una premessa, insomma, una cosa su cui lavorare. Però ecco, cominciamo, poi magari vi dico altre cose su cui, insomma, soffermarsi. Allora, condivido anch'io lo schermo, andiamo ai link. Allora, nel file che avete, voi trovate un primo riferimento che è quello di campifascisti.it, probabilmente molti lo conoscono. Io lo apro di qua perché l'avevo già aperto. Allora, Campi Fascisti è interessante perché, come diceva Nadia, è forse uno dei pochissimi riferimenti che noi abbiamo, un punto di riferimento che abbiamo che va oltre la deportazione, la presenza ebraica, e che si riferisce ovviamente un po' a tutto il sistema concentrazionario fascista. Quando parlo di sistema parlo di ciò che è accaduto non solo in Italia ma anche nelle colonie o nei luoghi occupati, ovviamente, e offre una serie di possibilità di ricerca. Anche qui con i ragazzi io direi che bisogna stare un po' attenti, nel senso che sono ricerche che vanno gestite, mentre in altre magari uno può fare delle ricerche generiche su una provincia, anche qui si possono fare, però ci sono alcuni inghippi. Comunque è un sito molto importante, è un progetto che credo che sia in atto, in vita da 10 anni, che sta raccogliendo, come vedete, sempre nuove adesioni e collaborazioni. Qui vedete il Museo della Shoah, eccetera, eccetera, l'Archivio Centrale dello Stato. Ad esempio, i luoghi, quindi vabbè, progetto ricerca vi spiega un po' in che cosa consiste. Una prima cosa che si può fare come utilizzo è quella di andare a guardare i luoghi. Quindi, in base alla ricerca che volete fare, ad esempio se ci si fa riferimento ai campi di concentramento provinciali nati successivamente all'ordine di polizia del 30 novembre 1943, avete qui la sezione campi di concentramento della Repubblica Sociale, oppure avete la sezione più generica di campi di concentramento, e così via. Così come vedete ci sono le località di internamento, che ovviamente lo sottolineo perché è molto interessante relativamente al Veneto, al caso Veneto, e dove trovate i singoli comuni in cui furono internati gli ebrei, ma non solo. Adesso diciamo una cosa, e le potete collegare anche con i campi di concentramento creati in Veneto. E poi ci sono davvero tutti, ci sono i luoghi di confino, appunto dicevo prima i luoghi di internamento nelle colonie e così via. La mappa, anche qui potete per esempio digitare una regione o l'Italia nel suo complesso. Non ci spaventiamo davanti a questa produzione di cerchi, però anche qui si può selezionare, come vedete, il luogo, quindi se ci interessa campo di concentramento ovviamente vengono selezionati solo quelli, poi ci sono delle schede o dei riferimenti o dei rimandi, cioè di solito cliccando si accede alla sezione in cui si parla di quel luogo. Allora, perché vi dicevo che va preso con le pinze? Perché alcuni luoghi sono trattati in maniera più distesa, cioè ci sono degli elementi maggiori, poi ci sono alcuni, per esempio, dove si può trovare una sola fotografia, o dove ci sono alcuni documenti, perché su questo sito sono pubblicati anche molti documenti, in accordo con l'Archivio Centrale o con, per esempio, quello di Eero Olsen, di cui parleremo dopo, e quindi diventa interessante, però bisogna vedere che tipo di documento è, se ci dà delle informazioni, quindi ecco, bisogna fare un lavoro, bisogna fare da filtro, insomma, rispetto a quello che c'è. Ci sono alcune testimonianze, non moltissime, e si possono appunto fare, se noi andiamo nelle località di internamento, per esempio rispetto a quello che dicevo prima, con riferimento ai singoli luoghi, vedete che sono messe tutte insieme. Quindi si va da Addis Abeba ad Abano Terme, a qualsiasi cosa, Altavilla Vicentina, e ovviamente lì si può fare una ricerca cercando di capire cosa c'è
e in che cosa ci può aiutare da un punto di vista anche didattico. Quindi per esempio qui si può scegliere la regione, si può andare entrare nella regione Veneto e vedete che ci sono una serie di località. Ne prendo una a caso, Chiampo, e qui c'è una cosa che appunto vi ho detto prima, ne parliamo dopo. Perché è interessante? Perché oltre agli ebrei c'è un altro aspetto che di solito non è trattato, che è quello dei congiunti di ribelli. Ci sono diversi documenti e diversi riferimenti alla presenza di molti quelli che venivano chiamati congiunti di ribelli, cioè spesso donne o figli. Lo vedete anche qui in questo velocissimo elenco: Giovanna, Luigia, Francesca e così via. Cioè erano congiunti, mogli, figli, parenti, madri di ribelli per lo più jugoslavi o albanesi. In quei territori venivano internati in campi di concentramento, e che invece, oppure addirittura fucilati, perché non dimentichiamo che ci sono state anche fucilazioni sommarie di jugoslavi. E poi le mogli, in Veneto per esempio ne troviamo parecchi, di luoghi, di comuni in cui c'è stato questo tipo di internamento. Accanto a questo ci sono alcune banche dati che scendono nel dettaglio delle vite, delle biografie degli ebrei stranieri e dell'internamento di queste persone. Allora, quella che se ne è occupata a livello nazionale, anche questa probabilmente la conoscete, è il sito annapizzuti.it. Anna è un ex docente, e credo originaria di Viterbo, ma insomma adesso non ci interessa. Ha potuto lavorare all'Archivio Centrale dello Stato, ha creato questo database. Ci sono circa più di 9.000 riferimenti, nomi, ma non ha fatto solo questo. Nelle sezioni che potete vedere, approfondimenti, normativa, documenti, in queste sezioni potete trovare ad esempio le circolari ministeriali che si riferiscono alle varie tappe dell'internamento degli ebrei stranieri in Italia. Ci sono degli approfondimenti per capire appunto il contesto. Quindi è un sito utile perché oltre alla banca dati, oltre ai riferimenti ai nomi, provincia per provincia, regione per regione, possiamo anche avere dei riferimenti al contesto. Quindi unendo le due cose possiamo creare anche delle lezioni più complete. Per quanto riguarda appunto la banca dati, vedete, possiamo lavorare ovviamente, se avete un nome da cercare, io vi suggerisco di andare direttamente qui, database, la pagina della ricerca, quindi per andare senza fare giri. Oppure si può andare su regioni e province, vedete Veneto, visto che noi siamo qua, e qui c'è una pubblicazione comune per comune degli elenchi. Adesso, come Enrico sa, io dico Enrico perché non per rompergli le scatole, ma insomma per ricerche precedenti. Insomma, ci sono dati che sono un po' discordanti rispetto a quelli che noi abbiamo a livello veneto. Non è sempre facile ragionare di internamento in Italia, perché c'è una forte mobilità delle persone. Quindi ci sono persone che passano dai campi di concentramento all'internamento nei comuni o viceversa. Ci sono persone che si spostano da una provincia all'altra o da un comune all'altro. Anna Pizzuti ha fatto una scelta di un certo tipo, che è quella di indicare le persone al 43, quindi cioè, qual era l'ultimo luogo di internamento di queste persone. Sull'altro sito dedicato al Veneto, per esempio, la scelta è diversa. Comunque è molto utile. E poi ci sono anche i riepiloghi, quindi potete avere una serie di riepiloghi, le vie, per esempio, a livello nazionale o regionale, come si sono messi in salvo, cioè quali sono state le vie di fuga, oppure quali sono le provenienze di queste persone. Allora voi capite che è un'enorme miniera di dati a nostra disposizione,
e che grazie a questa cosa possiamo ricostruire poi tanti dati e le biografie delle persone. Per quanto riguarda quello veneto, che è in via di... scusate, stavo guardando una cosa per me stesso prima di iniziare. È un sito che è in via di costruzione, di definizione, perché i dati sono davvero tantissimi. Allora voi qui potete fare un approfondimento a livello regionale, è dedicato solo al Veneto. Anche qui piano piano è previsto l'inserimento dei dati, per esempio, che si riferiscono ai congiunti di ribelli, quindi anche ad altri internati, non soltanto agli ebrei. E come vedete ci sono una serie di sezioni, quella dedicata agli internati, ai luoghi di internamento. Per luoghi di internamento non si intendono soltanto i comuni, ma ricordiamolo, campi di concentramento per jugoslavi, penso a Chiesa Nuova, Padova praticamente, a Monigo in provincia di Treviso, penso ai campi di concentramento provinciali dell'autunno del 43, e quindi qui dentro trovate degli approfondimenti. Il libro della memoria è dedicato a piccole biografie di tutte le persone che sono state deportate dal Veneto. I giusti tra le nazioni, anche qua potete immaginare, non è ancora completo, c'è l'inserimento ovviamente delle storie, delle persone che hanno, non solo quelle ufficiali, anche quelle non ufficiali, che quindi non sono riconosciute dalla Yad Vashem, ma che sappiamo, insomma, che conosciamo a livello veneto. Anche qui ci sono le biografie, ci sono degli approfondimenti e ci sono dei rimandi, poi adesso non ve li mostro, ma internamente, che portano anche a delle parti generali, in modo tale che si possa fare una ricerca anche sul contesto. Questo qui, Israele Kalk, voi sapete che Israele Kalk è un personaggio, una persona straordinaria, che negli anni dell'arrivo dei profughi dalla Germania, dall'Austria, insomma dall'Europa, della fuga della fine degli anni 30, ha messo su a Milano, non era solo in questo lavoro, ovviamente tutte le comunità ebraiche si attivarono per aiutare gli ebrei stranieri che arrivavano come profughi e fuggivano vabbè, qui sarebbe troppo lungo da spiegare, ma che fuggivano da altri stati. E Israele Kalk ha messo su la famosa mensa dei bambini a Milano. Perché è interessante? Perché non solo questo sito ha messo su documenti, fotografie che potete vedere, per esempio sulla mensa dei bambini. Se io poi vado ai bambini nel campo di Ferramonti, che ripeto, questo campo è importantissimo, il più grande campo italiano, circa 2000 internati, non solo ebrei, c'erano cinesi per esempio, c'erano i sudditi nemici, così come venivano chiamati. Qui dentro ci sono anche testimonianze, fotografie del campo, relazioni, e quindi anche questo può essere un utile, sicuramente un utile strumento. E poi abbiamo delle banche dati più semplici, secche, scusate l'aggettivo, ma che sicuramente possono essere un punto di riferimento e soprattutto utili al confronto. Cioè avete già capito che se io metto insieme queste banche dati riesco a tracciare una biografia più completa. Qui ad esempio i nomi della Shoah, una banca dati costruita a partire dal libro della memoria di Liliana Picciotto, in cui ovviamente è aggiornata, quindi il libro cos'era del 2002 a 2004, 2004 forse l'ultimo aggiornamento. Ovviamente qui per esempio si può fare per luogo di arresto, quindi se io non ho un nome e con i ragazzi voglio fare una ricerca più generale sulla provincia di, aiutatemi, Belluno, ovviamente mi dà un riferimento. Ovviamente uno dice, ma c'è stata una sola persona deportata dalla provincia di Belluno? Ovviamente no. E quindi anche qui va gestito con una certa cura.
perché il luogo di arresto non è, quindi è indicato il luogo da cui queste persone sono state materialmente prese, poi in realtà a livello locale i dati non sempre coincidono. Per esempio, se mettete Verona ci sono molte più indicazioni. Verona, come sapete, è stato uno snodo importantissimo non solo per l'arresto degli ebrei veronesi e degli stranieri internati a Caprino Veronese, ma anche perché da Verona, insomma, sono passati molti ebrei che poi destinati alla deportazione. Le schede, come avete visto internamente, contengono pochissimi dati. Cambio provincia, così ne vediamo più di una. Contengono moltissimi dati, a volte, se si è fortunati, ci sono anche le fotografie, però ecco, disegnano in qualche modo in poche righe la storia di una persona, molto sinteticamente, e si possono vedere anche qui sotto i familiari deportati o gli arrestati a Padova. Quindi c'è un link interno che ci permette di approfondire la ricerca. La stessa cosa fa la library del CDEC, che però è interessante perché è un po' più vasta, nel senso che qui dentro non possiamo anche uscire dalla ricerca personale ed entrare in quella relativa a molti dati, documenti che il CDEC ha caricato su questo portale. Vedete che c'è una fototeca, un archivio e poi c'è la ricerca per persone. Se io qua di lato scrivo Veneto, quindi non vado in una sezione ma faccio una ricerca generica, ovviamente questo non lo metto, cioè non lascio i ragazzi soli davanti a 533 risultati, però è tanto per intenderci, tanto per capire come è fatto. E vedete che si aprono pagine personali, archivi fotografici, relazioni che in qualche modo fanno riferimento al Veneto. Poi ovviamente insomma, la ricerca deve essere mirata perché altrimenti ci si perde. Poi la storia orale, io qui vi ho messo due, ditemi se devo zittirmi per favore. Per la storia orale vi ho messo due siti famosi, importanti. È necessaria la registrazione. Quindi sia quello italiano sia quello americano, basta registrarsi, entrare, non vi dico la password, e qui avete la collezione delle interviste che sono state fatte, è molto utile perché ovviamente se io riesco a collegare i siti di cui abbiamo parlato, quindi una breve biografia, una ricerca sui deportati e così via, e riesco anche ovviamente a trovare, non sempre è possibile, vedete che sono 429 rispetto a dei numeri molto superiori, insomma, che riguardano la deportazione, però magari per area, per vicinanza o per somiglianza tematica si può fare un lavoro. E questa è la cosa bella, ovviamente, che sono in italiano rispetto a quelli pubblicati dalla Shoah Foundation. Faccio velocemente il link, il collegamento. Eccolo qua. Anche qui entrando avete a disposizione, lo vedete, ve lo dice qui, video o storie derivanti da una serie di archivi. Ovviamente io per esempio ne ho trovate alcune che mi servivano moltissimo, ma sono in croato o in ebraico o in altre lingue, quindi insomma diventa difficile, però è interessante perché, scusate, è interessante ovviamente come lavoro che potremmo fare noi, più che i ragazzi, proprio per questa difficoltà legata alla lingua, andare a vedere se ci sono testimonianze che ci possono interessare, e poi alcune testimonianze tra l'altro non sono riportate, nel senso che evidentemente non ci sono i permessi necessari, eccetera, e sono consultabili solo
sul posto, oppure scrivendo la Shoah Foundation, diventa un po' complicato, direi. Fatto sta, io vi sto facendo vedere sempre delle cose così a titolo esemplificativo. Fatto sta che avete questi video e qui sotto avete dei riferimenti ai segmenti in cui il video è stato suddiviso con delle parole chiave, quindi lì sotto potete vedere se io ho fatto la ricerca Treviso, se davvero si parla di Treviso o se il riferimento è dovuto ad altri motivi, insomma. È un po' più complicato e anche qui bisogna arrivarci dopo che in qualche modo si hanno dei riferimenti chiari e sicuri. Però, ecco, per noi può essere anche un modo, soprattutto quello italiano, per fare delle ricerche. Qui, a questo punto del file, voi vedete una serie di siti un po' particolari. Uno può dire, ma che cosa c'entrano con il Veneto? In realtà, molti degli ebrei stranieri o italiani diventati apolidi perché avevano perso la cittadinanza con le leggi razziali, provenivano, per esempio, dall'Alto Adige o dalla zona di Fiume. E ci sono due grosse ricerche, una la trovate a questo sito, è una ricerca che, come vedete, è curata da Federico Falk, che è morto qualche anno fa. Il sito funziona ancora, è preziosissimo, perché a parte alcuni chiarimenti, ancora una volta possiamo incrociare alcuni dati, e quindi se, come vedete, andiamo sulle singole biografie, ci sono le famiglie, quando sono arrivate, da dove venivano, per quando si erano stabilite lì, se avevano ottenuto o perso la cittadinanza e il destino di queste persone, se sono state deportate, se si sono salvate e così via. La stessa cosa fanno altri Antonio, siti. scusa se ti interrompo, cerca di andare verso la conclusione, diciamo ancora un 5 minuti. Sì, allora semplicemente nello stesso modo funzionano quelli dedicati a Merano o altri siti che vedete qui. Vi faccio vedere tra tutti questi, che poi potete ovviamente gestire, guardare, e poi faremo delle esercitazioni, insomma, per capire un po' come muoversi. Questo è diventato da qualche anno un punto di riferimento per gli storici, per i ricercatori, per le scuole. Una volta entrati nella sezione ricerca, date il consenso e poi qui potete cercare. Cos'è che è interessante? È interessante che questi archivi che si trovano in Germania hanno raccolto milioni di documenti provenienti che sono stati rintracciati alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Adesso non vi spiego tutta la storia, e all'interno è davvero interessante, attraverso un nome o attraverso un luogo, una località, capire quali documenti sono messi a disposizione. Anche qui cautela, nel senso che dobbiamo avere, ecco perché è meglio sempre partire da altri siti, i primi che abbiamo visto, perché ci sono moltissimi nomi, ci sono persone che si chiamano nello stesso modo, meglio avere la data di nascita, meglio sapere di chi stiamo parlando, e poi all'interno si può andare dalla semplice scheda, singola, brevissima, a addirittura fascicoli interi di documenti che ci permettono di ricostruire la biografia di una persona, di un ebreo italiano o straniero. Ed è interessante, attenzione anche alla lingua. Dico soltanto questo perché ovviamente molti documenti sono in inglese o in tedesco, quindi qui anche qui bisogna fare un lavoro di preparatorio, insomma. Gli altri che vedete sono dedicati ai luoghi della memoria. Vi cito solo quello dell'Iveser, magari Stefania dopo può dire qualcosa, o comunque poi lo proviamo. Ed è stato un lavoro bellissimo che l'Istituto Veneziano ha compiuto negli anni passati, e in cui non ci sono solo gli ebrei, ma anche i luoghi insomma, che ricordano la deportazione anche di altre persone per altri motivi. Va bene, mi fermo qui, poi magari nel corso del lavoro
Se ci sono domande o necessità ci torniamo sopra, va bene? Grazie Enrico per... Grazie Antonio. Scusa se sono No, ma è troppa roba. No, non ci sono domande, quindi direi che Sì, no, possiamo... ma dico dopo. Aspetta Sì. che esco da questa cosa, ecco. Direi che possiamo passare la parola a Stefania, che invece ci parlerà dell'internamento degli IMI. Ecco, grazie Enrico. Allora, dalla dimensione internazionale di Antonio, ritorniamo con gli IMI a una dimensione più locale. Allora, qual è il punto di forza degli IMI? No? Perché dedicare un periodo di studio agli IMI? Può essere che nelle famiglie di qualche studente ci sia un IMI. Ai miei tempi erano il papà, ai tempi delle mie figlie i nonni, adesso probabilmente qualche bisnonno, qualche prozio, qualcuno che si conosce, è stato un internato militare italiano. E quindi può essere che nelle famiglie si conservi ancora qualcosa o qualche oggetto, ecco, da cui partire. Quindi c'è una memoria, può esserci una memoria nelle famiglie. Come sapete, lo studio degli IMI è uno studio abbastanza recente. Subito dopo la guerra non c'è stato approfondimento sull'argomento. Sappiamo tutti il famoso diario di Natta che ha scritto parlando del suo periodo di internamento e che non fu pubblicato dopo la guerra, gli editori riuniti rifiutarono e dovette aspettare il 1997. In realtà, diciamo da 20-30 anni, da quando Schreiber ha scritto il primo testo, quindi il primo testo sugli internati militari è di un tedesco, di un ufficiale tedesco, che ha dedicato 10 anni della sua vita ad approfondire questo argomento. Adesso, grazie a lui, ne sappiamo di più. Dopo di lui un'altra tedesca, la Hammermann, ha scritto un libro integrando fonti scritte con fonti orali e dopodiché c'è stata un'esplosione anche in Italia. Quindi adesso noi abbiamo a disposizione tanti libri, ecco, ci sarà anche una bibliografia che ci raccontano la storia. Insieme a quello ci sono tanti diari, ecco. Come diceva prima Antonio, dobbiamo fare attenzione e poi l'attività che io suggerisco successivamente, come dire, darà proprio questa indicazione, fare attenzione dalla storia personale, privata, invece alla storiografia. Allora, anch'io ho preparato, e adesso cerco di condividere lo schermo, vediamo se ce la faccio, condividi, eccolo qua. E questi sono dei link utili per approfondire gli IMI, ma anche per fare un'attività didattica. Allora, comincio con questo, naturalmente io non riesco a fare il lavoro. Dovevo usare il PDF per entrare direttamente. Aspetta, scusate, esco un attimo. Credo CTRL click. Non vorrei dire una... Sì, no, è vero, ma non... No, niente, non ce la faccio. No, esco, non ce la faccio, scusate. Allora, vado qua, che l'avevo anche preparata in PDF, vediamo se viene meglio così. Eccolo qua. Ecco, scusate, ce l'ho fatta, consenti. Scusa Stefania, però devi interrompere la condivisione e riparlarla perché siamo ancora sulla pagina vecchia. Grazie. Allora qua... Eccomi qua. Allora, questo è uno sito che ci racconta un po' di storie degli IMI.
Anche qua la ricerca è per cognome, nome, ecco. È un'attività che non è completa. Tuttavia questo Scusami sito... Stefania ancora, tu stai vedendo già il sito perché noi Sì, vediamo no, ancora il scusa. PDF. Scusate. Seleziona lo schermo quando apri la condivisione, cioè il primo a sinistra. Allora, condividi. Proprio nella condivisione ti appaiono tutte le cose che hai sulla Sì. pagina, o le apri tutte oppure se vai sullo schermo riesci a lavorare poi e vediamo il tuo schermo e non solo i file. Quindi Allora, vado il primissimo a sinistra, quello di solito evidenziato in blu. Vedete il desktop o no? Adesso sì, esatto. Per cui da lì in teoria dovresti poterti muovere. Allora, qua. Allora. No, ho sbagliato. Scusate, sono un po' fuori. Allora, interrompi condivisione, ritorno fuori, condividi. Conviene sempre questo. Scusatemi, ma Prova a cliccarci. Allora, Se no, apriti la pagina e poi condividi quando sei sulla qui pagina. ci siamo? Mi vedete? Vediamo fisso, il desktop fisso. Sapevo che questo... Vabbè. Allora, a sinistra... Stefania? Sì. Dimmi. No, dico, File. se vuoi provo ad aprirlo e tu parli e mi dici cosa fai. Ecco, perché io l'avevo messo anche nella chat. Non so se vado nella chat. Ecco qua. È questo? Allora. No, questo è quello dell'attività didattica. Sì, e c'era anche l'altro. Sì. Ce la faremo. Vabbè. Certo che ce la faremo. Eccolo qua, fonti IMI. No, è sempre quello che si apre sempre lo stesso. Sì, infatti, Eccolo qua, questo, ci siete? Lo vedete? No. Metti in condivisione. Allora. Dunque, condividi. Perché l'unico... Aprimelo tu, va là, non riesco ad aprirlo, non so perché. Riesce sempre, allora. Attività 4 marzo. Però non riesco a condividerlo. Mamma mia. Aspetta. Perché riesco a condividere solo quello... Credo di averlo trovato, vediamo se riesco a condividerlo io. Questo, ci siete? Lo vedete? Sì. Ah, dai. Eccomi qua. Adesso lo vedete? No. No. Allora, aspetta un attimo che lo becco io. È questo, no? No, questo è il lavoro, però vabbè, o usiamo quello, perché ci sono già 2 o 3 in quello, ma no, era... Era un altro. Allora, Allora Stefania, interrompo. il sito è C'è questo. nella... Allora, qua sta mostrando, credo, Antonio. Era il primo sito, giusto Stefania? Sì, adesso non lo vedo io.
Chiudi le tue condivisioni. Eccolo, sì. Lo stai azionando tu? Antonio? Sì, Ecco, benissimo. Allora, Allora, io sia la tua mano. va bene, allora ti dico dove andare. Allora, storia degli IMI. Ecco. Qua, come vedete, ci sono tutte le informazioni che potete avere per approfondire la storia, le fonti archivistiche, la bibliografia e la didattica. Per cui c'è anche un testo che dà indicazioni per il lavoro da fare in classe. Poi i lager italiani, degli italiani, la mappa dei lager. Ecco. Anche qua. Allora, questa ritorno un po' indietro perché mi sono un po' persa. Allora, è importante che i ragazzi abbiano idea di chi siano stati gli internati militari. Allora, uno dei grossi problemi è capire che cosa significa internati. Sapere che hanno avuto uno status diverso rispetto dagli altri prigionieri di guerra e che al contrario dei prigionieri di guerra che erano coperti dalla Convenzione di Ginevra, gli internati militari invece ne furono esclusi. Una delle conseguenze quale fu? Che dovettero lavorare nelle fabbriche belliche. Allora, questa mappa che vedete, che dà l'idea dell'estensione, dobbiamo pensare 650.000 persone, che sono state portate in Germania, che sono state arrestate nel giro di 2 giorni, 3 giorni, dopo l'8 settembre, il 9, il 10, fino al 12, sono stati arrestati tutti e sono stati portati in Germania. Allora qua è solo un'idea dei luoghi dove sono stati portati, perché ad ognuna di queste località corrispondono tantissimi piccoli luoghi, nelle tantissime fabbriche dove hanno lavorato. Se Antonio clicca sopra uno di questi, eccolo qua, Stettino, ecco, appaiono anche delle foto. Quindi si può anche avere un'idea della località dove sono finiti. Se siamo fortunati, come in questo caso, ci sono delle foto di quell'epoca, altrimenti ci sono delle foto più nuove. Ecco, volevo che tu cliccassi su Bergen-Belsen, per esempio. Ecco qua. Come vedete, in questo caso c'è una foto vecchia che probabilmente corrisponde alla liberazione e una foto nuova. Perché Bergen-Belsen? Perché tra le cose da capire sugli italiani che Schreiber peraltro ci ha insegnato è stata la loro enorme sofferenza nei campi dove sono stati internati. La mortalità degli italiani è stata del 10%, seconda solo a quella dei russi. Allora, Bergen-Belsen, che viene considerato normalmente come un campo di concentramento di tipo razziale, invece ha visto anche la presenza di 700-800 internati italiani, che quindi invece di essere in campi destinati solo ai prigionieri, sono stati anche portati in campi dove le modalità di vita erano molto difficili. Lo dico perché prima Antonio ha citato le pietre d'inciampo, il sito delle pietre d'inciampo di Venezia. Allora, a Venezia la maggior parte delle pietre sono dedicate a deportati razziali. C'è qualche deportato politico e poi c'è un deportato, un IMI, che non è mai tornato perché è morto a Bergen-Belsen. Quindi è stato uno degli sfortunati che è finito a Bergen-Belsen. Possiamo cambiare sito? Grazie.
Stefania, chiedono in chat Sì. se ci sono anche i nomi degli internati. Allora, ci sono, sì, nomi degli internati in quello che avevo mostrato prima. Bisogna conoscere l'internato, per quello volevo mostrare altri siti dove invece si può fare una ricerca un po' più libera, più facile. Ecco, se poi... Stefania, vuoi l'altro Albo IMI? Allora, portale dei caduti. Prima questo. Sì, Albo dei IMI. caduti. Okay. Ecco. Questi sono, come vi dicevo prima, gli internati invece che non sono tornati. Allora, naturalmente, anche qua bisognerebbe avere il nome. Adesso io ne dico uno di Venezia, se puoi, Gaggio, Giorgio. Ecco. Eccolo qua. E mostra dettagli. Ecco. Ci dà alcune informazioni. Ecco, queste informazioni chiaramente sono state inserite, quindi non ci sono tutti coloro che qualcuno della famiglia, qualcuno che ha fatto una ricerca, li ha aggiunti. Però, come vedete, ci sono tante informazioni, oltre il nome naturalmente, la data di nascita, il grado, l'arma, e poi soprattutto ci sono, che non vedo, forse più giù, eccolo qua, bravo, ci sono i luoghi di internamento. E attraverso questo strumento si può avere anche idea dell'odissea che colpiva questi internati. Che dopo l'arresto non vengono portati in un unico campo, ma girano e quindi ne vedono parecchi. Ecco. Quella mappa che abbiamo visto prima può essere utile proprio per capire in quanti luoghi e con quali distanze erano spostati i nostri internati. Ecco, come vedete, muore per fucilazione. Adesso vorrei che tu andassi negli schiavi di Hitler. Grazie. Scusa Stefania, nel frattempo, visto che è l'unico, quale e dov'è la pietra d'inciampo dell'IMI a Venezia? È vicino a San Silvestro. Si chiama Brussato. Ecco, schiavi di Hitler. Ecco, questo è molto ricco come fonte, come sito, perché come dire, è nato dalla volontà di un internato militare, che evidentemente ha tenuto tantissimo a far conoscere la storia degli IMI. Ecco, noi facciamo parte degli istituti della resistenza. Oggi come oggi non si parla più di resistenza, ma si parla di resistenze. La resistenza armata, ma anche la resistenza civile e anche la resistenza degli IMI che hanno saputo dire di no. Al momento dell'arresto veniva chiesto a loro se volevano continuare a combattere con i tedeschi e con la Repubblica di Salò oppure no. Ecco. Questo è ricchissimo perché qui, come vedete, ci sono sia documenti, ci sono immagini. Ecco, c'è per esempio la Convenzione di Ginevra da far leggere, far capire qual era la situazione degli IMI e quale sarebbe stata la legge ufficiale. E poi ci sono molte video interviste e anche, ecco, metti video interviste, grazie. Ecco. Queste sono tutte in italiano, al contrario, quindi si possono sentire. E poi ci sono anche tante memorie. Le vedrete nell'attività che vi propongo. Ci sono molte memorie di internati.
Velocemente vorrei mostrare un altro paio poi ecco, l'archivio fotografico. Quello dell'istituto? Dell'Istituto Parri. Ecco, l'Istituto Parri è l'istituto fratello nostro. Da non confondere con il nazionale. Da non confondere con il nazionale. Ah, non dava direttamente al il sito che... No. Ah no? Viali Vittorio, fondi fotografici Viali Vittorio. Allora, facciamo una ricerca direttamente, dimmi. Sì, foto Vialli Parri. Ah, sì. Intanto ho visto una domanda, ci sono delle donne, perché non riguarda esclusivamente gli internati, ma donne che sono state deportate. Allora, sì, scusa Stefania, siccome Vialli... Com'è che foto Vialli? Istituto Parri dovrebbe venire fuori. Ce la possiamo fare. Ecco, sì, dai. Quale di questi? Vittorio Vialli? Questo sì, sì. Eccoli qua. Allora, quando voi vedete qualche mostra sugli internati, sono tutte le foto di Vialli. Perché è stata una persona, come dire, che ha avuto una grande intuizione, ma anche grande coraggio, perché aveva una macchina fotografica che ha tenuto sempre nascosto. No, non solo la teneva nascosta, ma ogni volta, quando non la usava, la apriva, la decomponeva e quando voleva usarla la ricomponeva in modo da non farsela trovare. Era d'accordo con un amico e quindi se c'erano delle perquisizioni se le passavano da uno all'altro. È interessantissimo questo archivio fotografico perché praticamente lui racconta con questo reportage, possiamo chiamarlo, tutti gli avvenimenti che sono accaduti agli internati dal momento dell'arresto al momento della liberazione. Quindi l'arresto, il viaggio, la vita dei campi. Ecco, c'è una cosa che vorrei precisare e dopo mostro l'altro e mi taccio. I soldati italiani non sono stati mandati tutti negli stessi campi, ma è stata fatta una divisione. Da una parte gli ufficiali negli Hoflager e dall'altra i sottufficiali e i soldati normali negli Stammlager. Ci sono delle differenze di trattamento. Mentre i sottufficiali, i soldati semplici hanno lavorato subito, e gli ufficiali invece no. E quindi quando si tratta di IMI, quando si leggono i diari, bisogna fare un po' attenzione a questa cosa. Nel caso di Vialli era un ufficiale. Quindi alcune foto sue mostrano la vita nel campo, che era anche una vita di ozio, di studio, di conferenze, di momenti di incontro. Ecco, ricordiamo tutti Gianrico Tedeschi che faceva teatro, o Guareschi che parlava di letteratura. Mentre per i soldati semplici non è andata così. Scusami, siccome mi sto allungando troppo, ecco, volevo mostrare quello del museo tedesco. Questo, giusto? Sì, sì. Ascolta Stefania, allora ti interrompo ormai visto che ci siamo. Ci sono documenti sui campi di internamento in Russia? Allora, dunque, ci può essere anche qui qualche testimonianza.
che tratta sempre degli internati militari. Allora dovete sapere che alcuni internati militari hanno avuto la sventura di fare una doppia prigionia. Quelli che sono stati deportati in Polonia e hanno avuto l'avventura o disavventura, come è successo a Giorgio Gaggio, per esempio, di essere liberato dai russi, molti di loro hanno avuto poi anche una prigionia in Russia. Una volta ho studiato, così ho ricercato la storia della Giudecca di Venezia e è stato per esempio deportato in Siberia. Quindi alcuni racconti raccontano anche la doppia prigionia. Quelli che sono stati, molti che sono stati liberati in Grecia, a Salonicco, quando i tedeschi sono andati via, hanno lasciato un po' di internati là, e sono stati presi dagli inglesi e sono stati deportati in campi inglesi. Mentre alcuni deportati in Francia, sempre dai tedeschi, quando poi è ricominciata la liberazione della Francia da parte di De Gaulle, sono stati deportati in nord dell'Africa, nei campi del Nord Africa. Quindi noi abbiamo testimonianze di tutti questi campi. Ecco, ultima cosa, che cos'è questo? Questo è il sito di un museo che si trova a Berlino. Allora, da un po' di anni i tedeschi stanno curando quella che si chiama la topografia del terrore. Praticamente si stanno occupando di tutti i luoghi di deportazione dei tedeschi, di tutte le varie tipologie. Chiaramente hanno iniziato da quella razziale e il museo si trova proprio in centro Berlino, tra l'altro in quei luoghi dove c'era la Gestapo, la SS. Adesso ci sono i musei che parlano della deportazione razziale. Dopo qualche anno ne hanno dedicato uno agli internati militari, che si trova in un piccolo museo un po' nella periferia di Berlino. Ed è interessante. Io nell'attività che ho dato da fare ho scritto il punto di vista tedesco, perché guardano la cosa dal loro punto di vista. Ecco, poi vedrete, coincide con quella italiana. E si può studiare il fenomeno attraverso dei temi. Ecco, mentre la ricerca di Antonio era più per nomi o per località, lo studio degli IMI riesce meglio appunto attraverso le tematiche. Un po' quelle tematiche che avevo detto prima di Vialli, noi le ritroviamo, vedete, anche qua. Clicca su occupazione e cattura, per esempio. Ecco, come vedete, qua mostrano, ci sono delle foto, vai un po' sotto, ecco, ci sono delle spiegazioni, come è venuta la cattura, l'inganno dei tedeschi che hanno fatto credere ai soldati italiani che li avrebbero riportati in Italia. Ecco, vai ancora un attimo sotto, ecco, la propaganda, ecco, vorrei un attimo ancora, ecco, tradimento, e clicca lì. Ecco, per esempio, questo è un argomento interessante perché gli italiani in quel momento sono stati considerati dei traditori, non solo per il tradimento dell'8 settembre, in realtà dell'armistizio del 3 settembre, dell'armistizio, ma rifacendosi anche alla prima guerra mondiale. Allora qua per esempio spiegano come ci sia stata in Germania in quel momento una propaganda in questo senso. Ecco, mentre oggi nessuno storico tedesco direbbe più che gli italiani hanno tradito, invece naturalmente in quell'occasione gli italiani erano i badogliani che andavano trattati male. Ecco, forse è meglio che adesso io mi taccia.
Grazie. Allora riprendo la parola io, grazie intanto Stefania. Scusatemi. Beh, non sono riuscita a fare molto meglio manco io. Vabbè. Poi qualcuno chiedeva in chat, lo dico a voce, mandiamo tutti i link, quindi anzi è già stato caricato anche in chat qualche file, se riuscite già a scaricarvelo, ma poi vi mandiamo tutto anche per posta elettronica. Adesso Antonio e Stefania hanno preparato anche delle attività da far svolgere in gruppo, e se non ci sono anche altre domande. Ce n'era una residua, Enrico, quando avevo finito di parlare io, che ho visto dopo, riguardo ai conti con la storia. Anche quella è online, cioè si può consultare solo sul web, non è scaricabile, ma è molto facilmente reperibile. Era una domanda o un'interferenza? Io ho chiuso l'audio per sì. Ah, ok, grazie. Va bene. Allora, hanno preparato, dicevamo, i laboratori, Antonio e Stefania. Avevamo pensato di organizzarvi in gruppi assolutamente casuali e assegnare ai pari le ricerche magari ai gruppi che hanno un numero pari. Le ricerche sull'internamento razziale e a quelli dispari, direi quelli sugli internati militari italiani. Quindi a seconda che vi troverete in un gruppo pari o in un gruppo dispari, vi occuperete dell'una o dell'altra vicenda, seguendo le indicazioni che Stefania e Antonio adesso vi daranno. I file li ha mandati per tempo Giampier, forse Antonio però ha cambiato qualcosa, diceva. Do di nuovo la parola a voi, in maniera che spiegate un pochino che cosa c'è da fare e poi dividiamo i gruppi. Se qualcuno ci lascia o non può partecipare al lavoro di gruppo, per cortesia lo segnali, perché altrimenti si rischia magari che qualcuno si trovi da solo. Lo ricordo dopo. Adesso spiegate, poi prima di fare i gruppi diamo le indicazioni. Parti tu, Antonio. Sì, vabbè, vedete nel file che avete a disposizione, quello in chat, intendo. Aspetta che qui abbiamo abbiamo quei 700-800 file e siti. Allora, ovviamente voi potete usare quei siti come volete, insomma, con eccetera, eccetera. Prima delle esercitazioni volevo semplicemente segnalarvi che troverete anche un link per fare un lavoro più approfondito, un percorso più lungo, se lo vorrete, nei prossimi anni scolastici, utilizzando una serie di documenti, quindi è un lavoro sui documenti, a partire dai documenti, attraverso i quali è possibile capire quali sono state le tappe dell'internamento in Italia e nel Veneto, e anche quali sono state le fasi, le tematiche, le caratteristiche. Quello che invece facciamo oggi è una cosa più semplice: ci sono 9 proposte, 9 tracce, sceglietene una in base a piacere, come si suol dire. Ci sono tematiche diverse, da tipo di fuga alle fosse ardeatine, ai giusti e così via, utilizzando i siti indicati, quindi facendo le ricerche opportune con nome e cognome sui siti che vi vengono indicati, e poi qui trovate invece le indicazioni un po' su quello. Ovviamente sono soltanto 2 idee, si possono fare 1000 cose, davvero 1000 cose. Quindi è scritto qui, e poi scegliete le tracce che vedete, anche in base alla provincia magari. Va bene? Poi se c'è bisogno ci... Vai Stefani. Sì, no, ma adesso dovrei farcela perché non mi serve più. Quindi adesso lo vedete? Sì. Allora, io che cosa ho messo? Come vi dicevo prima, ho diviso il punto di vista italiano col punto di vista tedesco, giusto per capirci. In pratica ho messo il sito del mio istituto, dell'Iveser, e di una mostra che abbiamo fatto anni fa proprio sugli IMI.
questa mostra raccontava la storia degli IMI in generale e poi delle storie personali, delle storie individuali. Ecco, se voi cliccate trovate i vari pannelli della mostra con i vari argomenti, che sono un po' gli argomenti, i temi di cui abbiamo già detto, l'arresto, il viaggio, la vita nei campi, il lavoro coatto, la liberazione. Allora, mentre il sito successivo è quello tedesco che abbiamo appena visto e come avete constatato, anche questo è diviso in temi. Sopra c'è l'archivio fotografico di Vittorio Vialli. Allora, io ho preso proprio questi temi più visti nei vari siti: cattura, viaggio, la vita nei lager, il lavoro coatto e la liberazione. Degli schiavi di Hitler ho preso per ognuno di questi argomenti 5 testimonianze. Potete guardarne 3, non è detto che le guardate tutte e 5, è giusto per capire. Le ho scelte in base alla lunghezza, no? Ho scelto le più corte per poter fare l'attività in 20 minuti, mezz'ora. Quindi qual è l'idea? Di guardare le testimonianze, quindi il punto di vista individuale, e confrontarlo invece con il punto di vista più generale, quello italiano nella mostra sugli IMI e quello tedesco. Se troviamo anche una foto, possiamo come dire, individuarla e affiancarla. Ecco, l'idea che poi alla fine si possa fare su un tema che scegliete una breve sintesi, ecco, come avveniva il viaggio, come è avvenuto l'arresto, ecco. È un lavoro semplice, calibrato secondo il tempo che abbiamo. Ok, grazie Stefania. Allora, intanto ringrazio chi si sta fermando, perché ho visto un po' di uscite, e adesso vi assegno allora i gruppi. Come dicevo, se finite in un gruppo pari vi occuperete della proposta di Antonio, se finite nel gruppo dispari della proposta di Stefania. Se siete unanimamente concordi di fare altro, siete liberi di farlo, perché è lo stesso. Allora direi ventina di minuti, 25, diciamo alle 6:10 torniamo in plenaria e sentiamo un po' com'è andata. La scheda caricata, scrive qualcuno, non è uguale a quella mostrata ora. Può essere, Stefania, che sia diversa? Ma no, dovrebbero essere, sono 2. Allora io ho messo 3 schede. Una è una proposta didattica che potete fare quando volete, e una sono i link, e una dovrebbe essere questa, che è quella che tra l'altro vi avevo anche mandato, solo che questo è un PDF, adesso la riguardo però. Dovreste averla anche ricevuta per L'avete posta. ricevuta Comunque, per posta, esatto. la proposta è stata mandata prima. Allora, se ci sono problemi, uscite pure dal gruppo, poi siamo in grado di riassegnarvi. E se invece tutto funziona, ci vediamo ai -10 e sentiamo com'è andata. Ora creo i gruppi, voi dovete solo accettare di entrare nel vostro gruppo e ecco, dovete cliccare su fonti IMI per trovare l'attività, ed è quella che vi ho appena mostrato, insomma. Comunque per qualsiasi problema siamo qua, uscite. Quando vi arriverà l'avviso che vengono chiuse le sale gruppi, c'è circa un minuto per rientrare, e vi ricordo di cliccare sull'abbandono del gruppo e non della riunione, altrimenti vi trovate fuori dalla nostra stanza virtuale. Buon lavoro, a fra un pochino allora. Apro le stanze. Nadia, c'era Carlo, cioè gli ho risposto velocemente, ma non riesce a vedere i file nella chat. Carlo, allora, non riesco a vedere il nome. Carlo speriamo. Bellotta.
Allora, speriamo che qualcuno... Bellotta. Giampier, se riesci a mandargli al volo di nuovo i file. Quelli della IMI, i file IMI. Non so in quale gruppo sia, aspetta un attimo. No, è ancora fuori, Eccolo, è entrato. È gruppo pari o dispari? Sì. È dispari, quindi vuol dire che fa IMI, quindi non gli servono i tuoi file in questo momento. È dispari. Sì, dice che vede quelli della mail di ieri, cioè li ha avuti, ma quelli della chat non riesce. Beh, vabbè, insomma, avevi cambiato tu, Stefania, ha lasciato quelli che erano... Sì, solo che ho cambiato in PDF da Word, dopo il suggerimento, okay. è che dovevo farlo anche prima per i miei, scusatemi. Scusate. Ragazzi, vi abbandono 5 minuti che devo fare una telefonata oggi. Sì. Io metterei in pausa la registrazione perché così non carichiamo il file di... Ho capito perché non mi mette in grande l'immagine, cioè io continuo a vedere te anche se sto parlando io. Quindi cioè Stefania, Nadia mi ha buttato fuori dalla sala. Esatto. Ho detto che il 49 davo il countdown. Ti ho tolto la soddisfazione. No, è per non sforare coi tempi, perché altrimenti siamo tutti devastati ormai da tutti questi collegamenti online. Anzi, andrebbe fatto un premio, dato il premio a chi resiste fino ad adesso, compresi i lavori di gruppo online. Se posso, una domanda a voi che state gestendo queste stanze, ma questa è una versione particolarmente avanzata di Zoom per fare questo o è una cosa attivabile su qualunque? No, se tu hai l'account Zoom da insegnante e quindi andava attivato, adesso non so come funzioni. Ma no, io da insegnante ho Meet, quindi questo non... No, ma mi intendo se ti accrediti con l'indirizzo quello posta.istruzione.it automaticamente ti rimuovono il limite dei 40 minuti che c'è sullo Zoom base, che è un problema quando sei in collegamento, altrimenti ti limita il tempo. Ma poi devi mettere... che tolgano la limitazione del tempo. Sì che la tolgono, per gli insegnanti è ancora disattivata. Sì, io lo sto usando. Anch'io Ieri ho lo fatto sto. 2 ore di collegamento col PCTO, l'ho fatto dallo Zoom mio. Anch'io lo uso. Non sapessi. Però per attivare le sale gruppi devi attivare l'opzione fra le impostazioni, cioè non ti compare automaticamente, devi andare a vedere le impostazioni e attivare l'opzione sala gruppi. Ed è meraviglioso, infatti abbiamo iniziato ad usarlo per quello, perché non ha rivali da questo punto di vista. Meet questo non lo lascia fare, vero? Non è così facile, bisogna fare un fai da te. No, lo fai, te lo fa fare pagando ecco, sì. No, non serve pagare, c'è proprio l'opzione in Meet adesso da settembre, si può fare. Se tu la fai con la tua privata, se fai con quella che è connessa alla scuola. No, quella della scuola, lo crei i gruppi all'interno della classe, lo faccio regolarmente. Ma dando dei link diversi a ogni gruppo, no? Esattamente. No, invece però non c'è l'opzione anche su Meet, ma a pagamento. Noi a scuola l'abbiamo fatta pagando, però. Quindi è la stessa funzione di Zoom, però non è gratuita. Sì, infatti. È a pagamento su Meet. Stanza 9, località in Colonia, vedo. Ok, niente, adesso sti ultimi minuti era se qualcuno voleva darci un rimando di come è andata il lavoro nel gruppo, se siete riusciti a esplorare un pochino i link che vi sono stati suggeriti e farvi un'idea di come potrebbe essere usato in classe. C'è qualcuno Io volevo dire, sono stata buttata fuori dal gruppo. Come mai? Cioè, perché il mio gruppo ha continuato, io sono uscita invece. C'è stato un problema, qualcosa?
Allora, no, io non ho buttato fuori nessuno, ho solo chiuso le stanze ai 49, come avevo detto, c'erano e quindi secondi. in quel momento siamo... Quindi sono usciti tutti. Ah, ecco. Cioè non è che gli altri abbiano iniziato, ho proprio chiuso le stanze perché ci eravamo dati quel limite. Perché di solito c'era una specie di countdown e quindi aspettavo. Infatti c'era il countdown. E io sono uscita subito invece perché non ho visto nessuno, quindi molto probabilmente sì, è un po' che sono uscita, per quello dico, forse... C'è un tasto random di espulsione degli ospiti. Antonio non sta facendo casino che già lo è abbastanza. No, non è vero, non c'è il tasto di espulsione, però c'è il tasto di chiusura delle stanze che dà il preavviso di 60 secondi, quindi sì, le ho chiuse forzatamente io. No, io molto probabilmente sono uscita subito allora, appena c'è stato, perché... Ok, ma nell'arco di un minuto sono usciti tutti. In che stanza eri? Ero nella 9. Com'è andata? Abbiamo fatto difficoltà, almeno io a capire, avevamo gli internati militari italiani, cosa si chiedeva con verificare il contesto dal punto di vista italiano e dal punto di vista tedesco. Allora, sì, forse prima ho spiegato velocemente, vedere, allora, nella mostra c'era il punto di vista italiano, come è andato l'arresto, e lo stesso c'era l'arresto nel sito tedesco. In realtà era una domanda puramente retorica, perché non c'è nessuna differenza tra i due punti di vista. E volevo chiedere, nel sito dove dovevamo reperire questo contesto rispetto a questa mostra, noi cosa dovevamo fare? Cliccare il nome di questo, perché noi abbiamo scelto vita nei lager e c'era questo nome di B.Ezio. Allora, abbiamo trovato la sua vicenda, che era stato appunto arrestato a Lubiana e poi inviato in un centro, lui non sapeva Gottibus o altro, non sapeva bene spiegare. Ma poi noi cosa dovevamo trovare? Allora, in realtà c'erano dei pannelli e ogni pannello aveva un titolo e c'era anche vita nei campi, dare un'occhiata che cosa era scritto. Non trovare il suo caso specifico. No, allora. non il caso specifico, per temi, sì. Ma perché io, vedendo che era richiesta una fotografia, pensavo una fotografia dell'internato e quindi cioè qualcosa di molto specifico, quasi una biografia dell'internamento, diciamo così. Ecco, adesso allora c'è più chiaro cosa potevamo fare. Grazie mille. Mi scuso, anch'io ero nella stanza 9, adesso devo uscire e confermo. Abbiamo passato vari pannelli e non riuscivamo a capire, a ricostruire il profilo. Grazie, buonasera. Grazie a voi, buona serata. Intervento di servizio, vedo ancora che c'è colui o colei che si nomina come donna. Mi dice il cognome, per favore? Buonasera. Salve. Donatella De Pra. De Pra, ok, grazie. Grazie. Sì, forse già l'altra volta l'avevo registrata, ma non mi ricordavo più il suo cognome. Niente, perché sto entrando con la mail di casa. Grazie, scusi. E sentiamo qualcuno che ha provato invece i percorsi suggeriti da Antonio. Non lo so, vedo la stanza. Posso intervenire io alla stanza 12? Ok, sì. Sono Livio, ci siamo trovati in tre, 2 trevigiani e una vicentina. Quindi abbiamo scelto il percorso di Donoddo Stocco, che è la Santa Enode degli Ezelini. All'inizio si fa un po' fatica a gestire tutto il materiale, diciamo, a capire come muoversi, però un risultato molto curioso, molto interessante l'abbiamo raggiunto, cioè questo. E questo prete in fondo ha aiutato naturalmente degli ebrei in fuga stranieri. Quindi lui ha avuto l'aiuto del paese per aiutare degli ebrei stranieri che provenivano in parte forse dalla Jugoslavia e poi li ha protetti. Allora la cosa interessante per gli studenti sarebbe innanzitutto capire che c'è stato un grande movimento di persone durante quel periodo che provenivano da tutte le parti e arrivavano nei paesi più strani.
perché una ragazza che parte da Zagabria, catturata dai tedeschi, va a finire a Possagno e da Possagno a San Zenone degli Ezelini, perché Trevigiano intuisce che è un percorso stranissimo, cioè non fa per i grossi centri, non arrivano a Treviso, arrivano in periferia. Allora, conoscendo la periferia veneta di quel periodo, sapendo il periodo, cioè, è straordinario, quindi per i ragazzi sarebbe interessante ricostruire, per esempio, la storia di provenienza, dove è possibile, di quegli ebrei stranieri, da dove arrivano, come sono arrivati lì, perché, eccetera. Questo ci sembrava un risultato, secondo me, molto interessante per i ragazzi. Ecco. L'abbiamo trovato interessante, molto curioso noi e ci siamo stupiti, appunto, di esserci stupiti di questa cosa. Quindi ringrazio anche il fatto di aver individuato questo percorso. Ecco. Posso intervenire? Sì. Sempre su questo giusto, perché ovviamente è uno dei giusti delle nazioni. Riesci ad attivare anche il video? Sì. Ok. Scusate. No, perché vedo una gran schermata nera. Sì, perfetto, benissimo. Allora, io sono trevigiano e ci sono anche altri di quella comunità che sono stati dichiarati giusti. Ed è interessante perché gli ebrei, che erano fondamentalmente tutti ebrei stranieri, quelli di questa zona della Pedemontana, in realtà non è proprio casualmente che arrivano da queste parti, ma fanno una vera e propria peregrinazione, nel senso che, per esempio, per Montebelluna, ma anche per Valdobbiadene e altro, molti arrivano addirittura da Ferramonti, cioè passano prima per Ferramonti, poi per qualche altro campo di internamento in centro Italia e poi per le vicende ovviamente degli alleati che stanno salendo, questi vengono spostati e dislocati nei vari comuni proprio per necessità logistiche, diciamo. Quindi arrivano delle famiglie sparse un po' da una parte, un po' dall'altra, eccetera. Non grandissimi numeri, ma ovunque, tipo una semina, insomma. E tutta la Pedemontana ovviamente è abbastanza ricca di questi episodi in cui la popolazione stessa poi si attiva per salvare moltissime delle famiglie, cioè gran parte delle famiglie che vengono internate nella zona vengono anche salvate, sono sfortunate tra virgolette. È lo stesso gruppo di Livio? No, no. Ah. Io sono il gruppo numero 7, ma così era per approfondimento personale fatto in altri momenti. Volevo aggiungere appunto un po' di storia. Okay. Sì, beh, immagino che ci sarebbe da parlare fino a domani. Antonio stesso, se gli ridiamo la parola, credo che... No, sì. Volevo soltanto commentare dicendo che è necessario integrare più siti. Vabbè, Donoddo Stocco è come segnare un gol a porta vuota, nel senso che se io digito su Wikipedia, cioè Donoddo Stocco, vengono fuori i libri, siti, documenti, vabbè, insomma, era un po' così facile, tra virgolette. Ovviamente bisogna incrociare più siti, e questo l'abbiamo capito, e poi incrociare la storia generale, perché l'internamento viene disposto con l'ingresso dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. A Ferramonti ci arrivano il 19 giugno, anche a Campania del 40, e poi c'è l'internamento libero. In Veneto parliamo di 1380 ebrei stranieri internati in circa 90 comuni, in 7 regioni, in 7 province. Quindi sì, ci sarebbe da dire, insomma. Sì. Posso dire? Sì, allora sono le 18:02, per cui diciamo ufficialmente sono passate le 2 ore, adesso possiamo restare pure a scambiarci altre notizie e interventi se volete, fino a quando volete, perché noi siamo qua. Oddio, Magda Bodner addirittura, sì, Antonio, ok. No, mi sono dimenticato una cosa velocissima, che gli alberi genealogici, siccome nel mondo ebraico sono diffusissimi, perché hanno subito allontanamenti, perdite, lo sappiamo, chi è negli Stati Uniti, in Israele, e hanno questa tendenza su questo sito, Geni, quindi non è un sito storico. Non abbiamo, non mettono mano gli storici, però è incredibile quante cose si possono trovare.
fotografie, alberi genealogici, rapporti familiari. Bisogna iscriversi, è gratuito. L'altro è Ancestry, ma lì è un po' più complicato. Scusate. No, va benissimo Antonio, anzi, è che vedo che piano piano un po' di gente ci sta lasciando, quindi vi ricordo che il prossimo appuntamento è di nuovo giovedì alle 16 e questa volta parleremo di 68. E dopodiché siamo qua, chi vuole ancora fare delle domande, intervenire, eccetera, ha facoltà di farlo. Sì, buonasera. Salve. Ah, ciao Ernesto, scusa. Ciao. Grazie intanto di tutto, come sempre. No, io relaziono un po' sul nostro gruppetto di 3 persone della stanza 10 ed ero con Antonella e Irene. Noi abbiamo preso in considerazione appunto la vicenda degli IMI e avevamo deciso di concentrarci sul tema della cattura, quindi ci siamo un po' divise la lettura dei siti che erano stati indicati, delle testimonianze che abbiamo letto e poi commentato. Ci pareva interessante fare questo lavoro in riferimento appunto alle 2 indicazioni che erano state date all'inizio diciamo, del punto di vista italiano e quello tedesco. L'idea era quella di capire se un passaggio chiave, che era quello della cattura, poteva poi essere raccontato diversamente, diciamo, dal punto di vista di italiani e tedeschi. Dopo chiedo chiarimento perché non capisco in che senso il punto di vista tedesco è uguale a quello italiano, però poi questo me lo chiarisce meglio la collega di Venezia. Nel lavoro che abbiamo fatto, sì, abbiamo letto le testimonianze, dunque no, abbiamo fatto una riflessione, diciamo, di contenuto e una di metodo, riassumendo. Quella di metodo è questa, e cioè questa vale secondo me in generale per tutti i lavori che si fanno sulle fonti e poi in particolare sulle fonti digitali, relativa allo strumento che si sta utilizzando. Perché ovviamente, diciamo, l'archivio digitale, chiamiamolo così, o di più ancora, il sito digitale è un luogo che ha delle caratteristiche, che è costruito in un certo modo, che seleziona, adesso non entro dentro al dettaglio, e quindi è importante che sia fatta a livello anche didattico, diciamo, una riflessione meta appunto, diciamo, sulle fonti e sui testi che si stanno utilizzando, sui materiali che si stanno utilizzando, che evidentemente rispondono a delle logiche, chiamiamole costruttive, di chi ha realizzato quell'archivio o quel sito. Per esempio, concretamente, nelle testimonianze che noi abbiamo letto, appunto sono state categorizzate, penso qui in questo momento ai fini della esercitazione, sotto un tema. Avevano delle titolazioni, non erano citate, diciamo, le fonti in senso stretto, era un diario dove si trova questo diario, c'era una trascrizione immagini evidentemente perché quello era un file, eccetera, eccetera, che sono problemi importanti, diciamo, dal punto di vista del percorso di conoscenza e di ricerca che si fa. Dal punto di vista del contenuto rilevavamo come le notizie poi relative alle catture fossero relativamente modeste nelle testimonianze che venivano citate, nel senso che la cattura in qualche modo era un po' come un presupposto che non veniva raccontato più di tanto. Sono stato catturato, siamo stati fatti prigionieri il giorno, eccetera, e poi da lì partiva già subito, come dire, il racconto dell'internamento e da subito, poi in molti casi, anche lo spostamento da un luogo all'altro. Una domanda che avevo posto io, penso per la mia ignoranza, era il fatto che non si faceva riferimento a una scelta,
Cioè la cattura, l'8 settembre c'è la cattura, non c'è la persona non viene posta immediatamente di fronte alla scelta di dire va bene, aderisci al nazismo, al fascismo, alla Repubblica Sociale e va bene e segui una certa strada, ma viene subito internato. E quindi ci chiedevamo come poi le cose sono andate realmente, se era questa una prassi, nel senso che appunto le persone, gli italiani, i militari venivano subito fatti prigionieri, internati e in qualche modo tentando di obbligare una scelta che veniva fatta successivamente a fronte, diciamo, proprio in base a un'esperienza già dura di prigionia, insomma. E questo pone la questione che era stata già posta da voi, insomma, nella parte introduttiva, della, come dire, della inevitabile, come posso dire, articolazione tra testo e contesto, nel senso che evidentemente se uno in classe vuole partire dagli IMI senza aver detto nulla e buttando la classe, diciamo, dentro un percorso di ricerca, cosa possibile, poi inevitabilmente questo percorso di ricerca porta alla necessità di conoscenze di contesto che sono fuori dalla fonte e che quindi richiedono un approfondimento per altra strada che poi l'insegnante ovviamente può costruire, diciamo, con la sua classe. Mi fermo qua. Se posso rispondere qualcosa, beh, sono d'accordo su tutto. L'attività, come dire, è stata scelta un po' così per dare certo. il segno. Quelle sono piccole testimonianze prese dal sito Schiavi di Hitler e sono lasciate così, un po', sono lasciate... non so se abbiano ritagliato da testimonianze più lunghe. Ecco. Effettivamente ho visto che la maggior parte erano concentrati nel raccontare soprattutto il lavoro. Parlano soprattutto del lavoro, parlano della fame, il momento dell'arresto non è stigmatizzato, effettivamente. Che anche questo può aprire anche come dire, a una certa lettura. Per quanto ne so io, sì, sono stati messi davanti alla scelta se aderire alla Repubblica di Salò, che non c'era ancora, cioè se continuare a combattere con i tedeschi oppure no, per quanto riguarda i soldati e i sottufficiali. Dopodiché non gliel'hanno più chiesto, mentre gli ufficiali gliel'hanno chiesto anche una volta arrivati in Germania. Tant'è che alcuni di loro hanno scelto successivamente, anche per motivi diversi, ritornare in Italia per poi nascondersi qualcuno, o altri aderire anche ai gruppi partigiani, insomma. Quindi sì, da quanto ne so, la scelta è stata fatta, insomma, è stata chiesta. Ecco, questo... Anche perché il 10% poi ha chiesto di continuare a combattere con i tedeschi, quindi esiste questa percentuale. Ecco. Grazie. Poi sono d'accordo sull'uso delle fonti. Sì, diamo per scontato. Certo. So, ci sono altre domande, curiosità, interventi? In chat è arrivato qualcosa, Enrico, non ti vedo più. Mi pare di no. Posso dire una cosa? Nel mio gruppo, io ero nella stanza 1. Sì. Noi abbiamo fatto un lavoro sugli internati a Quero, però volevo dire dal punto di vista filologico, siccome la mia collega l'ha sicuramente già inviato, dal punto di vista filologico le foto che abbiamo recuperato sugli internati a Quero non arrivano dal sito che pure abbiamo visitato, il sito
dell'internamento veneto con gli stranieri internati, no? Con appunto la scheda su Quero. Le 2 foto di Quero le abbiamo prese da un sito che abbiamo trovato online, quindi voglio dire non è filologicamente giusto il lavoro che abbiamo inviato. Ecco, tutto qua. Non c'è problema. Sì, ho visto la mail che Giampier, velocissimo, brevissimo, fantastico, ha inviato. Beh, la cosa bella è che nei singoli comuni ci sono ricerche, ci sono persone che amano la storia, che conoscono il territorio e quindi riescono a tirar fuori le storie in maniera anche più approfondita, perché ci sono appunto testimonianze, ricordi, le fotografie. Questa è una cosa bella. È vero però, Arianna, che il sito è di un signore... No, è per questo che ho voluto fare non vorrei rovinare il lavoro delle mie 2 colleghe, perché abbiamo visto sicuramente il sito ufficiale che ci avete mandato voi, però le 2 foto nella velocità di tirar giù il documento è finito anche del testo con degli errori, degli strafalcioni. L'ho detto per questo, ecco. Il compito per casa l'abbiamo fatto così, un po' fuori tema. Va benissimo, su internet c'è davvero tanto, però per esempio in quel foglio c'è scritto a Quero c'era un campo, no. Cioè i campi e l'internamento nei comuni sono 2 cose diverse. Sì, è stato fatto qualche anno fa anche un documentario in forma amatoriale relativo a questo presunto campo di internamento di Quero. Purtroppo a noi ne è arrivata una copia ma non funzionante, per cui non sono mai riuscito a vederlo. Però appunto c'è questo problema, in realtà a Quero non c'era nessun campo, no? Per cui... però nel sito appunto che avete dato voi, internamento veneto.it, esiste comunque ebrei internati a Quero nella scheda, cliccando si arriva, già dal 40 ci sono degli ebrei, quindi non è un campo, cosa sia, non l'abbiamo saputo in un quarto d'ora, non l'abbiamo saputo trovare. No, certo. È un episodio di internamento libero, no? Per cui una sorta di confine, paragonabile al confino in qualche modo. Ecco, quindi quello che dovevo dire l'ho detto, scusate. No, grazie, anzi. Grazie. Se non